Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897. Alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Il Lecco viene sconfitto al Moccagatta di Alessandria al termine di una brutta partita, una partita che i grigi vincono per 2-1, ma Lecco che concede di fatto tutto il primo tempo alla formazione di Gregucci, e giocando male dopo una prima occasione invece che arriva proprio per i blucelesti. La vediamo con la punizione di Strambelli dentro per Simone Danna, la spizzata con l'esterno, la grande parata di Valentini, il primo brivido, e per il Lecco sarà anche l'ultimo del primo tempo. Arriva il corner per l'Alessandria al 9, Cosenza va a staccare Livieri, intervento maldestro, forse entrata, forse no, ci sono più dubbi per il no che il sì, ma il guardaline segnala all'arbitro che la palla ha varcato la linea di porta di Livieri, viene concesso il gol dell'1-0, vantaggio ai padroni di casa. Rivediamo, grandi dubbi, grandi proteste, la Goal Technology purtroppo in Serie C non c'è, dunque vantaggio per l'Alessandria che insiste. Il cross di Martignago, Livieri questa volta fa tutto bene, esce, la blocca in presa alta, dall'altra parte la punizione di Strambelli dentro, la palla che viene messa dentro e allontanata dalla difesa dell'Alessandria. Questo è l'unico brivido ancora del Lecco nel primo tempo. Poi sempre Alessandria che in un buon momento, il cross dentro, Chiarello col destro, Livieri si tuffa e la blocca in posa anche abbastanza plastica. Ecco che fa fatica ad uscire, sbaglia ancora una volta nell'impostazione e allora Eusepi fa partire un destro strozzato, raso terra, nessun problema in questo caso per il portiere bluceleste. Ancora Chiarello che ha una doppia chance al 40esimo, la prima conclusione col destro, poi col mancino, ribattuto, murato entrambe le volte dalla difesa bluceleste. Conclude però il primo tempo nel migliore dei modi l'Alessandria. Celia a sinistra fa partire proprio un mancino che brucia Livieri. È il gol del 2-0 che fa malissimo al 43esimo sul finire del primo tempo. L'Alessandria trova il gol del raddoppio, un Lecco però colpito ancora una volta a freddo, troppe amnesie difensive, troppe pause per la squadra di D'Agostino. Celia da sinistra fa partire un missile. Inizia la ripresa ed è ancora l'Alessandria con il tentativo di Eusepi. Dall'altra parte il Lecco, pallone ributtato fuori, viene riconquistato, la palla dietro per Bolzoni, col mancino, deviazione, nessun problema per Valentini. Ecco, ci prova in questa ripresa ma c'è ancora l'Alessandria. Il cross dentro, attenzione perché c'è la girata di Eusepi, la palla alta in curva, Eusepi il migliore sicuramente, uno dei migliori tra i suoi. Ancora una volta Chiarello, crossa, deviazione, Livieri non evita qui il calcio d'angolo al 52esimo. C'è Cedira che è appena entrato, salta un uomo, ne salta un altro, mette dentro il pallone per Bob col mancino, il tiro al volo di grande qualità e forza, il gol di Yusufa Bob che va ad accorciare le distanze al 57esimo, sfruttando però la grande giocata di Cedira, è entrato al posto di Capogna, dentro anche Moleri, Lecco ne giova, colpo di testa di Merli Sala in avvitamento, va fuori, è il miglior momento del Lecco ma deve fare sempre attenzione la squadra bluceleste. Prestia la sponda di Eusepi e poi arriva Arrighini che viene anticipato qui dalla difesa bluceleste, Livieri viene protetto nell'uscita. Ancora il colpo di testa, Eusepi col tacco sontuoso per Arrighini che si divora il gol del 3-1. Lecco resiste, Livieri ci mette il piede, Lecco ancora in piedi che ci prova ad agguantare questo pareggio, palla dentro, Cedira la stoppa male, poi cerca di schiacciarla per anticipare una sorta di pallonetto beffardo Valentini, giocata che però non riesce. Allora ancora lo stesso Cedira scatenato dentro il pallone, ribattuto e poi Valentini si tuffa e la blocca. 83esimo, dall'altra parte sempre l'Alessandria, c'è il cross di Celia, dall'altra parte sbuca Eusepi che insacca per il 3-1 ma il guardalinea sbandierato
c'è offside, dunque annullato il gol del possibile 3-1 ai padroni di casa. Grigi che però rimangono in vantaggio per 2-1. Rivediamo il cross di Celia, dall'altra parte arriva prendendo in castagna la difesa bluceleste, lo scatenato Eusebi di testa. Rete che però viene annullata, ancora Eusebi che distribuisce perle di qua e di là, questa volta a destra il diagonale di Sciacca, palla che finisce però larga alla destra della porta di Livieri, finisce 2-1. Vince l'Alessandria, un match importante per il Lecco, grandi rimpianti per avere lasciato di fatto tutto il primo tempo ai padroni di casa e avere cominciato a giocare veramente grazie anche ai cambi nella ripresa, quando ormai però i buoi erano già scappati, non c'è stata la possibilità di riagganciare nel finale questa partita. Lecco che torna in riva al lago senza punti e con un passo indietro dal punto di vista del gioco.